L'iniziativa del PIVEL Frenar la construzione disordinata per in sviluppo durabile dels abitadis vuol frenar l'extensione delle zone da costruzione, quai con la fina mira da proteggere la contrada e la natura. Il Consiglio federale ed il Parlamento refusano l'iniziativa. In stop rigoroso delle zone da costruzione ne tegna bec quint dels basens dell'economia e della popolazione. Da ci s'attracti in dettaglio, gist en la piccina Svizzera ne stat il terreno bec a disposizione illimitata main. Per quai è venuta rivedida la legge davarts la planizzazione del territorio. Quai restringe l'extensione delle zone da costruzione e las dascen crescer mopli per quant che gli è probabilmente necessari per ils proxims 15 ans. Zones da costruzione memia grandes ston venir reducidas. Il PIVEL ha acceptato la nuova legge l'anno 2013. Ils cantuns e las vischnancas han venit l'onder da realisar las novas disposiziuns. Ma per les iniziantes ed ils iniziants na va la revisione della legge davart la planizzazione del territori bec luncha vunda. Con l'iniziativa volen ellas ed els frenar dal tutta fac l'extensione delle zones da costruzione. Zones da costruzione novas dascen venir creadas mo scina zona da costruzione dal main la medema grandezza vegna abolida en in auter lieu. Oltre da quai duai venir restringi ulteriormente da construir ordai per las zones da costruzione. Plin avant vuol l'iniziativa chi vegna construir pli fitg entai per ils territoris d'abitadi. Uscia resta da pli surfaccia verda per las generazions futuras. Quest princip duai venir franca en la Constituzione MP da en la legge. Plin avant focussesce l'iniziativa formas d'abitar e da lavur durables sin impiccian spazi. Il comité d'iniziativa argumentesce che la costruzione disordinata non frenata destruesce la natura e la contrada. Mince di vegna sorbaieggiata in Svizzera in una surfaccia verde di una grandezza di 8 plazzas da balapè. Terren che vegni covri inaggiata con beton ne saia bec pli da dovrar per l'agricoltura. L'agricoltura ha adina main terren per produzir victualias. L'iniziativa contro la costruzione disordinata procura che le zone da costruzione scotales ne crescen bec pli e la possibilità in utilizzazione economica del terreno e mantegna la contrada e la qualità da vivere. Il Consiglio federale ed il Parlamento avvertiscono contro in stop rigoros delle zone da costruzione. Quai ignorescia ils differents basens della popolazione e dell'economia, scoer las differenze cantonales e regionales. Ad Arau saia la situazione autra che ad Arosa, agno u Egle. L'iniziativa saia contraproduttiva, nuo che terren da costruzione da ventia sciars crescia ultra da quai il privel che ils prets da bains immobiliars ed abitaziuns s'augmentien. Oltre da quai possia l'iniziativa effettuare una costruzione disordinata pli intensiva in territoris che venits scianeggiats fignusa. L'iniziativa ignoresce plin avant che la costruzione disordinata venga combattida con success. Da pilon 2012 è la surfaccia delle zone da costruzione per persona s'ha ridotta considerabilmente. Per questi motivi raccomandano il Consiglio federale ed il Parlamento da refusare l'iniziativa.